Seconda puntata di Cent'anni di Zeno. Quest'oggi siamo in compagnia della professoressa Tiziana Piras, che è docente di letteratura italiana al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Grazie per essere venuta nei nostri studi. Poi siamo in compagnia, io sono particolarmente, adesso farei una gaffe, sono particolarmente contento di incontrare di nuovo il professore Ilvio Guagnini, professore emerito sempre di letteratura italiana alla facoltà di lettere, perché insomma ai tempi nostri si chiamava facoltà di lettere. Allora, proseguiamo il discorso sui 100 anni dalla coscienza di Zeno. La scorsa settimana lo avevamo affrontato dal punto di vista delle implicazioni scientifiche. Qui siamo più diciamo in casa nostra, diciamo così, quindi dal punto di vista letterario. Da questo punto di vista, professoressa, il progetto Cent'anni di Zeno che cosa ha rappresentato? Allora, da questo punto di vista noi abbiamo cercato di vedere quali fossero i messaggi ancora oggi attuali nella lettura di questo romanzo in tutte le fasce d'età. E in particolare abbiamo pensato alla scuola e il progetto ha avuto era diviso in due parti, una parte come avete detto la scorsa puntata, rivolta al pubblico più ampio, e un'altra parte invece dedicata esclusivamente alle scuole. Abbiamo pensato per le scuole che il messaggio che potevamo declinare in maniera nuova, o meno noi speravamo che fosse nuova, era quella delle dipendenze. Per cui sì, abbiamo pensato di invitare la società ALT, che si occupa delle dipendenze adolescenziali, diciamo dei giovani in generale, a intervenire insieme ad un'esperta in didattica della letteratura, che il pedagogista, il pedagogo che ci ha aiutato nelle dipendenze era Teo Verdiani, mentre la professoressa Magda Indiveri di Bologna, che è una esperta di didattica della letteratura italiana della società degli italianisti, ADI, così lo dico, e ha invece introdotto il romanzo, e ogni parte del romanzo nella quale ci poteva essere un aggancio sulla dipendenza, poteva essere la dipendenza emotiva, la dipendenza dal fumo, che è quella che forse che più noi tutti ricordiamo, la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dallo smartphone, la dipendenza, e quindi gli appuntamenti, sono stati 5, hanno preso in considerazione uno di questi aspetti. Laddove invece, professor Guagnini, il suo primo incontro con la coscienza di Zeno quando è stato? Beh, con la coscienza di Zeno dopo. Il mio primo incontro con Svevo prima. Capito. La coscienza di Zeno è arrivata alla fine di una serie di letture che erano state sollecitate dalla memoria di quando per la prima volta avevo sentito parlare di questo scrittore, Ettore Schmitz, da uno che aveva suonato con lui e che gli aveva anche dato delle lezioni di violino. Era il mio primo maestro di violino, Cesare Barison, il quale, per intrattenermi quando mi vedeva o stanco o desideroso di chiacchierare, mi parlava delle cose della sua vita, e così mi aveva raccontato di questo scrittore che era anche un buon tempone, una persona che amava molto lo scherzo. Difatti si trovavano molto d'accordo sul piano del comico, insomma anche Barison non scherzava da questo punto di vista, interesse per la canzone popolare. Svevo poi raccontava molte barzellette naturalmente, e mi raccontava appunto di Svevo che suonava il violino, non faceva particolari commenti sul suo suonare il violino, ma mi aveva raccontato di uno Svevo che gli aveva raccomandato caldamente di leggere Verga, dicendo che era lo scrittore italiano che bisognava leggere, come dire, con particolare interesse, con particolare attenzione. E da questo è nato così anche una mia grande curiosità, perché io allora penso, quando ho sentito questo discorso dovevo avere sui 13-14 anni, non di più,
Ma questo poi è rimasto nella mia memoria e naturalmente sono andato a cercare. I primi libri di Svevo che ho letto erano non La coscienza, ma Una vita, sì. Una vita e senilità, Una vita e poi subito dopo La coscienza di Zeno, perché li avevo trovati da un libraio antiquario, diciamo, veramente era un librario che vendeva libri vecchi, da cui avevo comprato le edizioni Monreale del 1930. Tra l'altro è curioso anche, se vogliamo, e questa magari è una domanda che pongo ad entrambi, come nel corso degli anni, quando si rileggono determinati testi, cambiano diciamo pure, cambia il gradimento, no? Io ricordo che quando lessi, sempre, tra l'altro sempre secondo quest'ordine, Una vita, senilità, coscienza di Zeno, la prima volta detestai Una vita. Ultimamente me li sono riletti tutti e devo dire la verità che questa volta non mi è piaciuto molto senilità. Chissà poi sulla base di quali, però capitano queste cose. Sì, perché siamo noi che cambiamo, e quindi vero, sì, cambiamo noi, cambiamo le nostre prospettive, cambia il nostro modo di lettura, la nostra profondità di lettura e apprezziamo particolari che ci erano, ci erano completamente sfuggiti la prima volta. E poi, come diceva Umberto Eco, no? Noi facciamo lettura a più livelli, e quindi dal livello approfondito che abbiamo fatto la prima volta arriviamo ad un grado ancora maggiore dove riusciamo a cogliere quel particolare che ci parla, che ci dice qualcosa, perché noi siamo arrivati a quel punto della nostra conoscenza per cui quello scrittore ci parla, e questo fa diventare lo scrittore stesso un classico. Lei ha lavorato anche assieme a uno dei più grandi svevisti che è stato Bruno Maier. Sì, ho lavorato e sono stato soprattutto suo amico nel corso di una vita, perché ci siamo incontrati quando io ero studente al primo anno di lettere e lui era assistente, occupava esattamente un posto che poi avrei occupato io nel tempo. E Bruno Maier naturalmente è stato un grande benemerito nella conoscenza di Svevo, e non bisogna dimenticarlo assolutamente, perché qualche volta si tende a dimenticare, perché ci sono dei critici che hanno svolto, come Maier nei confronti di Svevo, che hanno svolto un'attività pionieristica, sono stati i primi a leggere anche certi testi con tutte le difficoltà che ci sono a essere i primi, perché poi è facile salire sulle spalle di chi è venuto prima e farsi forti e farsi belli anche come se fossero cose ovvie di tante cose che sono state scoperte precedentemente. Ma io mi ricordo, perché tra le prime cose che Maier mi aveva regalato era un suo profilo della critica sveviana che era del 1951, pubblicato dall'Università di Trieste. Poi Maier nel 61 pubblica il primo profilo, il primo libro, diciamo, moderno dal punto di vista critico, che era La personalità e l'opera di Italo Svevo, che poi diventa, con titolo semplificato, Italo Svevo da Mursia, e viene stampato oltre una decina di volte, in edizioni che non erano semplici ristampe, ma erano sempre ristampe accresciute, cioè edizioni accresciute in cui lui faceva tesoro delle cose che uscivano nel frattempo, dei dibattiti, delle discussioni. Devo dire, da questo punto di vista Maier era uno scrittore era un critico molto serio, nel senso che quando scopriva che certe cose che aveva detto erano superate o anche contenevano dei possibili errori che si rivelavano tali perché intanto erano arrivati altri documenti, scriveva un saggio, scriveva un articolo, oppure recuperava questi dati in una nuova edizione dell'opera. E devo dire, poi naturalmente lui è stato all'origine della pubblicazione dall'olio dell'opera Omnia, ha cominciato un discorso sull'edizione critica con la casa editrice Studio Tesi, e si può dire che ha lavorato ininterrottamente fino alla morte, perché pochi giorni prima appunto che questo avvenisse stava scrivendo delle cartelle
di un articolo intitolato Valori e disvalori nell'opera di Svevo, che poi noi abbiamo pubblicato in una mostra che abbiamo fatto all'università, e sono degli appunti in cui cerca di approfondire ulteriormente cose su cui aveva lavorato per una vita. Da questo punto di vista l'opera di Maier va riletta, appunto. Maier non era solo uno svevista, naturalmente, era un generalista completo, devo dire, da questo punto di vista, che amava poi molto il comico, tra l'altro, ecco, quindi c'era un'affinità tra lui e questo autore, perché il suo primo libro, diciamo così, di una certa dimensione è su Cecco Angiolieri, poi lavora molto sulla novellistica tra 300 e 500 e arriva a Svevo, naturalmente. Sapeva a memoria Achille Campanile, tra l'altro. Senta, professore, quando poi si parla di Svevo, e forse capita, si parla di più che non in altri contesti della sua città, no? Svevo e Trieste è un legame che forse non è... è più solido di altri, non so, posso pensare, non so, Ferrara e Bassani, per dire la verità, però Svevo si inserisce in un contesto più ramificato della Trieste. È quello che con gli altri di punta di quelle generazioni del secondo Ottocento, del primo Novecento, portano Trieste come un capitolo speciale, particolare, in quella storia della letteratura italiana, della cultura letteraria italiana, di cui parla Dionisotti in Geografia e Storia, appunto, dove considera lo spostamento dei centri della letteratura dalla scuola siciliana in poi, e poi, come dire, a un certo punto Trieste arriva a un certo punto, non è che la letteratura triestina comincia allora, ma si inserisce in questo grande discorso come un centro nodale proprio del futuro anche letterario italiano, proprio con questa generazione. E il primo dal punto di vista della data di nascita è Svevo. Perché leggere Svevo oggi? Io intanto poi molto spesso chiedo scusa se... Io sono... Allora, il professor Gioseffi, tanto per citare, diceva una volta: è molto più facile citare Goldoni senza volerlo che citare Molière volendo. Io sono convinto, ma non ho le prove, che Woody Allen abbia letto Svevo. Certamente. Perché specialmente nel Woody Allen più serio, nel Woody Allen che in alcuni casi guarda a Bergman come suo riferimento cinematografico, però è palese che ci sono dei tratti sveviani non indifferenti. Insomma, abbiamo cercato anche con Cepak delle volte se ci fossero degli agganci, però è palese che la modernità di questo scrittore è dato anche dal fatto di aver avuto dei lettori eccellenti che hanno raccontato di averlo letto, ma anche di quelli che magari non l'hanno detto, ma percepisci che c'è Svevo dietro, o quantomeno una parte di Svevo dietro loro. Allora, per ritornare alla domanda, sì, perché leggere oggi Svevo? Ma prima di tutto perché è una lettura che può essere vista dal punto di vista del Witz, come appunto stava dicendo lei, cioè quindi ci si può divertire, ci si diverte allo schiaffo del padre, tutto sommato, si può leggere anche in questa chiave qui, ci si diverte... Beh, il funerale sbagliato. Il funerale sbagliato, che è la cosa più divertente che c'è, no? Ci si diverte, insomma, anche proprio a leggere quest'uomo come sbaglia, no? Nelle sue cose. E d'altra parte lo si può rileggere invece proprio nell'ultima parte, in cui ci fa riflettere su quelli che sono i destini Quello è dell'umanità. sorprendente, perché sì, è una parte che ti arriva come una mazzata, sì, veramente, la parte oltretutto c'è tutto questo riprendere tutta la teoria darwiniana e rimetterla in quelle poche righe nelle quali si dice appunto che c'è stata l'evoluzione dell'uomo, che però l'uomo ha un'evoluzione che porta solo alla distruzione del suo mondo, è qualcosa che ci parla tuttora, no? E quindi lo si deve leggere, o meglio lo si può leggere, o una lettura consigliata, perché ha ancora quegli spunti riflessivi all'interno che hanno una applicazione pratica nella nostra vita.
Prego, stessa domanda, perché Stessa leggere domanda? Svevo? Ma io direi che si può dire di Svevo quello che Saba diceva di se stesso, che aveva i piedi nell'Ottocento e la testa nel 2000. Spesso per rivalutare uno scrittore si dice è moderno, ed è una frase fatta perché non tutti sono moderni. Ma se c'è un autore che oggi invece sa parlare, come dire, direttamente a questo pubblico, forse è arrivato il momento in cui le cose che diceva Svevo sono diventate di grande attualità, oppure contengono un tesoro che noi stiamo scoprendo un po' alla volta, insomma. E questo a partire già dal primo libro, già da Una vita, cioè tutto il discorso sull'inurbamento, sul disadattamento, eccetera, eccetera. Potremmo leggere in mille modi, naturalmente, perché la critica si può fare in moltissimi modi, ma certo, ma intanto il problema della scrittura, perché Svevo, come dire, e questo non poteva essere scoperto subito, ha rotto le regole di una narrativa costruita su un blocco, come dire, di sequenza molto stretta, e invece inventando questi blocchi narrativi che sono come altrettanti non capitoli, racconti separati, ma intimamente stretti l'uno con l'altro da questo processo, dal processo memoriale, ha inventato un nuovo modo di scrivere. Quindi è una scrittura di tipo, parlo della coscienza, e adesso naturalmente, che è un punto d'arrivo naturalmente molto importante dal punto di vista dello stile. E poi c'è il modo di vedere l'uomo. Anche i 3 romanzi di Svevo sembrano costruiti sulla base di un progetto, come dire, di un progetto di considerazione dell'uomo, perché si parte dal fallimento, o che potrebbe anche non essere tale, vabbè, ma qui non mi fermo sulle discussioni che riguardano una vita, si passa, come dire, alla letterarizzazione della vita da parte del contemplatore, che si perde poi nel sogno e mescola, come dire, i ricordi del passato, tra cui trasceglie, per arrivare poi invece all'uomo che in qualche modo si adatta alla realtà in cui vive, la cosiddetta resilienza di cui oggi tanto si parla adesso. Tanto, va bene, ma naturalmente questa è una scelta da parte di uno che aveva fatto dell'inerzia una propria filosofia e che invece poi a un certo punto trova una sua dimensione proprio perché le condizioni casuali, come dire, del periodo in cui vive una certa esperienza lo fanno diventare vincitore anche rispetto al passato. Ma naturalmente quello che può essere la conquista dell'individuo viene messa in discussione da una distruzione che sta sopra di noi indipendentemente dalle conquiste dell'individuo. Sì. Sentendo il professor Guagnini, io sono portato per come dire, cose mie a fare collegamenti appunto josephianamente, come ho detto prima. Pensavo anche a certo cinema addirittura di Jacques Tati. Che c'è questo elemento del comico che è modernissimo, sì. Per cui noi lo sentiamo, perché noi abbiamo vivo questo senso del comico. Tra l'altro credo che Svevo abbia contribuito anche a insegnare tutto questo, e a insegnarlo in tutte quelle forme che uno delle nostre parti, un fiumano che si chiamava Paolo Sant'Arcangeli, ma era Paul Schweitzer, di origine ungherese, grande maggiarista dell'Università di Torino, che ha scritto un libro intitolato Homo Ridens, no Homo Ludens, Homo Ridens, sulla filologia, fisiologia, morfologia del comico e così via. Tutte queste forme, Svevo le pratica tutte, insomma, appunto. È interessantissimo. Playtime di Tati potrebbe essere letta in un certo modo. Abbiamo tempo soltanto per un'ultimissima riflessione. Svevo comunque è letto. Sì. Noi abbiamo fatto un piccolo esperimento un anno fa circa, e devo dire la verità, con mia grande sorpresa, perché quantomeno a Trieste Svevo è letto, cioè è profeta, ma forse è un po' esagerato, ma comunque non è disprezzato, ecco, insomma. No, allora, Italo Svevo è uno degli autori che sono ancora oggi presenti nelle raccomandazioni dei programmi delle scuole secondarie, per cui è una tappa per tutti gli insegnanti.
In maniera particolare noi pensiamo, dato che anche il nostro progetto si è rivolto alle scuole di Fiume, come alla scuola anche di Capodistria, che mi piace qui ricordare, la prova a Fiume, quindi parliamo della nostra ex Istria, ha come uno dei letterati che devono studiare e che è materia di esame per appunto gli italiani a Fiume, e appunto Italo Svevo. Quindi Italo Svevo è riconosciuto come uno di quegli autori in realtà europei, perché non si può dire che è un autore italiano. Pensiamo solo che Italo Svevo nasce lo stesso anno che nasce Matilde Serao. E quindi guardiamo la distanza della scrittura tra Matilde Serao del ventre di Napoli, giusto che parlavamo di Trieste, e la scrittura invece di Italo Svevo. E qui si capisce perché Italo Svevo è effettivamente quell'autore che può ancora oggi essere letto. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Chiudiamo qui questo doppio appuntamento. Grazie a tutti per averci seguito.